Anche nel 2011, per il secondo anno consecutivo, l'INPS di Agrigento è stata prescelta quale sede per lo svolgimento delle giornate di informazione previdenziale italo-tedesche, in programma anche domani in via Picone e giovedì nella sede di Sciacca. Le giornate hanno lo scopo di avvicinare gli istituti previdenziali esteri ai cittadini per fornire, anche prima del raggiungimento dell'età pensionabile, informazioni sui requisiti richiesti e sugli investimenti assicurativi all'estero. In questo modo i lavoratori e migranti rimpatriati in Italia possono ricevere informazioni sulla loro posizione contributiva estera direttamente dai rappresentanti degli enti pensionistici dei paesi esteri. Vedendo questo puscoletto che è arrivato al comune di Bevona, ci ho telefonato, abbiamo fatto una prenotazione, siamo riusciti a spiegare ai signori qua la situazione nostra e loro ci hanno spiegato abbastanza chiara e netta la posizione, come eravamo, come siamo e come saremo pure in futuro. Migliore di così non poteva andare. I risultati sono ottimi, la gente ha visto di buon grado queste giornate previdenziali, quindi sono in atto rilasci di certificazioni, quindi attestazioni e domande con risposta immediata perché hanno un collegamento direttamente con la Germania e quindi diciamo che è una cosa positiva per la direzione provinciale e per l'utenza di tutte le province perché si tiene ad Agrigento, ma sono arrivati anche prenotazioni delle province di Enna, della provincia di Catania, della provincia di Messina, quindi abbiamo appuntamenti quindi queste giornate e degli incontri con i patronati, un incontro abbiamo fatto ieri pomeriggio a Sciacca, un altro incontro faremo oggi pomeriggio ad Agrigento con tutti i direttori di patronato per vedere e rappresentare tramite i patronati quali sono le difficoltà per arrivare a una soluzione rapida. Durante le giornate saranno presenti presso l'INPS di Agrigento e Sciacca 2 funzionari di organismo assicuratore tedesco. Questi offriranno assistenza e consulenza previdenziale ai nostri connazionali residenti in provincia di Agrigento che abbiano lavorato in Germania affinché possano esercitare nel migliore dei modi i diritti che derivano dall'aver prestato attività lavorativa all'estero. È da 10 anni che adesso che andiamo al meridione dell'Italia, da dove vengono veramente i lavoratori che sono stati in Germania. E noi cerchiamo di portare l'informazione proprio alla gente che sta qui al sud dell'Italia, che non ha tutti i mezzi, tutti i giornali a disposizione di informarsi della Germania. E come vediamo ci sono veramente tanti problemi vari che possiamo risolvere e in più l'informazione tramite l'INPS, tramite i patronati arriva a tantissime persone, così nessuno dovrebbe perdere i diritti per gli anni che ha lavorato in Germania.